Con il direttore generale della Dinamo Banco di Sardegna, Jack De Vecchi. Intanto, all'inizio di questa intervista, buon anno. Buon anno bianco-blu a tutti quanti. Jack, è stata appena presentata la doppia veste del calendario Dinamo Highland, un qualcosa che va al di là di quello che è la semplice presentazione di un qualcosa che sembra quasi dovuto. In Sardegna non è così, tu hai partecipato in prima persona a tantissime realizzazioni negli anni precedenti, quest'anno l'hai fatto da direttore generale, però la Sardegna ogni qualvolta la si prova a scoprire ti racconta cose nuove. Sì, Dinamo Highland 2025 insomma è l'ennesima conferma di quanto la Dinamo crede in questo progetto, a fianco alla regione, alla Sardegna, insomma è una cosa bella che ci piace valorizzare il territorio in tutte le sue forme. Quest'anno appunto il focus è da un lato con la maschile l'abbiamo messo il focus sull'artigianato, mentre invece quanto riguarda le woman e Dinamo Lab in carrozzina il focus è un'isola, il claim è un'isola senza limiti, proprio perché valorizziamo la Sardegna oltre che le sue spiagge e le sue acque cristalline, cerchiamo di valorizzarla in tutti i suoi aspetti, come per esempio può essere l'escursione a cavallo sulle ippovie, oppure possono essere i giri in moto in lungo e largo dal nord a sud per l'isola. Insomma cerchiamo di dare una lettura diversa dell'isola, al di fuori dello scenario comune che si ha a livello nazionale, europeo, mondiale insomma. Qualcosa che si è visto anche per esempio in questo finale di 2024, quando la Sardegna, suo malgrado dico, è diventata la meta destinata per esempio per tanti concerti che hanno visto davvero il gotha della musica nazionale presentarsi nelle piazze sarde. Parliamo di squadra, perché stiamo per affrontare un anno con le 3 formazioni, quindi LBA, LBF e basket in carrozzina, sempre con quell'idea intanto di fare da apripista a quello che è realmente il venire in Sardegna, non solo esclusivamente nel periodo delle vacanze, ma poi soprattutto per la bontà di quella che è la costruzione, nonostante le 1000 difficoltà dovute chiaramente al mercato, ai budget che si stanno sollevando a parte specialmente di parecchie squadre nei vari campionati, però Dinamo è sempre protagonista, è un gran bel lavoro. Sì, c'è un intenso lavoro alle spalle direi, e, insomma no, noi siamo contenti per come si è chiuso il 2024, nel senso che comunque sia con tutte e 3 le formazioni stiamo disputando degli ottimi campionati, è vero sì c'è stata una falsa partenza sia con la maschile, non una falsa partenza ma una partenza in salita direi, per la squadra maschile e per la squadra in carrozzina, però direi che hanno fatto un ottimo finale di stagione, scusate, un finale di anno solare, tutte e 2 le formazioni, la femminile neanche a parlarne, insomma è nel top 16 d'Europa, quindi direi che sta facendo un lavoro egregio, siamo contenti, adesso siamo concentrati e siamo focalizzati su questo seconda parte di stagione per tutte e 3 le formazioni, che è quella più importante, dove appunto ci saprà dire e mettere a conoscenza del potenziale di quello che appunto sono stati i nostri progetti, le nostre ambizioni, le nostre iniziative, quindi bene sì chiudere il 2024 così, dobbiamo ripartire appunto da questo dicembre 2024, prendere spunto e energie da lì per fare un grosso allungo in questa seconda metà di campionati. Ci aggiungerei anche quello che è per esempio la squadra B della Dinamo Lab, e ci aggiungerei la Next Generation che si sta
disputando proprio in queste ore in quel di Rimini, e che vede la nostra formazione, insomma, che qualche piccola soddisfazione potrà togliersela. È chiaro che il gap con altre realtà è ancora importante, però il lavoro alla fine paga. Jack, ultimissima cosa, ci sarà da aspettare aprile per quell'organizzazione, a quanto ci raccontano da parte della Dinamo Lab, di un'ulteriore tappa importantissima di coppe europee qui a Sassari e tante altre cose che sono in itinere. Noi facciamo in bocca al lupo, perché chiaramente adesso il tuo lavoro, secondo me, qualche volta ti manca il perché. Sì, la verità è, anzi dico proprio la verità, non ho neanche il tempo per pensare al parquet in questo momento, ma sono contentissimo così, insomma, lavorare dietro le quinte è qualcosa di bello e appagante, non quanto il campo sicuramente, perché comunque sia quando ti scorre lo sport nelle vene sicuramente è molto più appagante stare sul rettangolo di gioco, però direi che sì, adesso arriva dei mesi belli caldi, belli impegnativi, insomma sono cose importanti che il club in generale ci tiene a far bene. Ripeto, come hai detto giustamente tu, ci sarà la Coppa Europea della Dinamo Lab, in questo momento c'è una Next Gen che sta disputando la seconda fase di questo campionato a livello nazionale, siamo orgogliosi e fieri dei ragazzi che si stanno comportando alla grande, ci sono tanti progetti in cantiere, come sempre la Dinamo non si ferma al rettangolo del gioco, è a 360 gradi attenta a tutto il territorio, all'attività sulla comunità, e quindi siamo molto focalizzati su questo e orgogliosi di tutto quanto.